Va ora in onda Grafologia con Renato Pasqualotti. Impara a conoscerti dalla tua scrittura. Un saluto a tutti i radioascoltatori e tutti i telespettatori da Renato Pasqualotti e Veneto Globe, Radio Conegliano. Oggi voglio parlarvi di un argomento particolarmente significativo per la persona, per l'individuo, ed è l'equilibrio psichico. Dobbiamo fare una precisazione, che questo equilibrio, questa maturazione della personalità, dell'individuo, non sono così immediate, così facilmente raggiungibili. E dobbiamo fare una precisazione sull'individuo di come fin dal momento del concepimento si va a strutturare affinché nel futuro poi ci sia un certo tipo di evoluzione della propria personalità, del proprio carattere. Che cosa avviene al momento del concepimento? L'embrione, che è strutturato in 3 foglietti, prende una certa conformazione in modo del tutto singolare, tanto da definire che ogni individuo è diverso dall'altro. Ogni persona è unica e irripetibile. I foglietti embrionali, che sono poi la struttura dell'embrione, sono suddivisi in 3. Allora, il primo è la parte endoderma, che riguarda la struttura, la conformazione dello stomaco, dell'intestino, quindi di tutto l'apparato digerente, che è un po' come il motore della macchina. C'è un secondo foglietto, il mesoderma, che riguarda la struttura scheletrica, la struttura muscolare dell'individuo, la circolazione del sangue, per finire poi con il terzo foglietto, che è l'ectoderma, che riguarda il sistema nervoso e la pelle. Ed è proprio qui che noi troveremo la evoluzione successiva per un equilibrio psichico. Questo terzo foglietto, l'ectoderma quindi, che riguarda in modo particolare il sistema nervoso, che si può sviluppare in un modo piuttosto che in un altro, quindi essere determinante in un modo maggiore nell'ectotipo, l'individuo, oppure in un modo meno strutturato, meno sensibile, che possiamo trovare nell'endoderma, che sarà poi una persona tranquilla, serena, stabile e via via. Allora, abbiamo già visto che dall'inizio, quindi stiamo parlando del concepimento, parliamo poi del periodo della gravidanza, dove le tensioni, l'ansia della madre o una gravidanza tranquilla possono determinare un parto più o meno sereno, momento estremamente importante, perché al momento del parto l'individuo ha la prima sofferenza, quindi già si abitua a soffrire ed affrontare poi il mondo esterno, da un ambiente di quiete, di serenità, a un ambiente dove in qualche modo l'individuo, la persona, se la deve cavare e raggiungere quindi poi questo equilibrio. Detto questo, quindi vedendo che quindi c'è già una conformazione così particolare, così singolare, così unica per ogni individuo fin dal momento del concepimento, e poi la gravidanza, e poi i traumi del parto, possiamo parlare di un tipo di educazione, quindi l'educazione che il bambino riceve nei primi anni di vita, come si evolve, com'è il rapporto con la figura materna, com'è la ricerca del padre negli anni successivi, per arrivare poi al periodo dell'adolescenza, questo momento di grande crisi, e trovare poi una propria identità. Ecco che quindi questo equilibrio psichico è una continua inconscia ricerca per far sì che la persona, che l'individuo ritrovi un proprio stato di benessere, possa realizzarsi. Le persone più emotive, dove predomina quindi l'ectoderma, sono particolarmente sollecitate, sono persone più intuitive, ma sicuramente avranno più difficoltà a trovare questo equilibrio. Ci sono dei segni nella grafologia, perché è il grafologo che poi
va a trovare queste caratteristiche, cioè a definire l'individuo, ci sono dei segni particolari. Allora, vediamo che prima di tutto la persona impulsiva, la persona magari poco razionale, che riflette poco, ma che si lascia dominare dagli istinti, avrà una scrittura piuttosto veloce, slanciata, definiamo, si profonde, ha un atteggiamento estroversivo, oppure al contrario, molto chiusa, molto introversa, farà dei segni come dei grovigli all'interno, che è un modo di ritornare inconsciamente sempre su se stessi prima di prendere una decisione, quindi prima di esprimersi. Ma ci sono dei segni particolari nella scrittura che definiscono appunto l'equilibrio tra la parte della ragione e la parte del sentimento. Questi segni si chiamano pendente, dritta, rovesciata. Vediamo subito. Il segno pendente. Allora, se voi avete presente un po' la scrittura, le scritture dei nostri genitori, le scritture che noi troviamo di personaggi importanti nei testi, scritture del passato, ma del passato direi fino al grosso modo agli anni 60, noi troviamo scritture tendenzialmente inclinate verso destra. Era un rapporto di estroversione e di ricerca di approvazione. Spostarsi simbolicamente verso lo spazio di destra significa andare verso l'esterno, andare verso l'altro. E così la scrittura si inclina. Si inclina, ovviamente è fondamentale stabilire quanto si inclina, perché se questa pendenza è eccessiva, vuol dire un po' lasciarsi trascinare dagli istinti. L'altro, che simbolicamente sta nello spazio destro rispetto alla nostra lettera, il tu è la seconda lettera, quindi quando io mi sposto da sinistra verso destra, sta a significare che io vado verso l'esterno, vado verso l'individuo, vado verso la società, ricerco approvazione da loro, ma c'è anche interesse, c'è una capacità assimilativa, di curiosità, di accogliere, di vedere, di studiare, di approfondire. Tutto questo avveniva soprattutto nelle scritture del passato. Oppure le troviamo anche oggi in chi, nei creativi soprattutto, va alla ricerca e vuole testimoniare qualcosa, vuole occuparsi dell'altro. E dipende da quanto, da come. Perché può occuparsi dell'altro per vari motivi. Può occuparsi dell'altro per aiutare l'altro, ma può occuparsi dell'altro anche per intrigarsi, per invadere il suo spazio, per colpirlo. Dobbiamo sempre pensare che la scrittura corrisponde sempre al nostro comportamento fisico. Quando noi andiamo ad aiutare un altro, ci pieghiamo verso l'altro, ci avviciniamo, lo seguiamo, lo abbracciamo se c'è del sentimento, oppure lo colpiamo. Vi ricordate? Se il movimento è interrotto e angoloso, vuol dire che c'è un atteggiamento di aggressività, di ribellione verso l'altro. Se il movimento è curvo, vuol dire che c'è attenzione, si entra in empatia. È ovviamente l'atteggiamento migliore. Quindi il modo di essere, di relazionarci del passato non è più quello di adesso. Adesso l'individuo è più isolato, è più attento a se stesso. Ecco che la scrittura diventa dritta. E il segno dritto corrisponde un po' al proprio modo di essere, cioè essere più razionale che istintivo. La persona, il proprio baricentro è su se stesso, guarda più a sé, controlla prima di lasciarsi andare. Peggio ancora, se si inclina verso sinistra, cioè se ritorna su se stesso. Questo è un atteggiamento di diffidenza, di prevenzione.
L'individuo non si fida, probabilmente ci sono stati degli episodi nella sua vita che hanno fatto sì che lui non avesse più questa disinvoltura, questa espansione verso l'altro, ma che ci fosse una condizione di timore, di diffidenza, che può arrivare addirittura alla repulsione. Immaginate quando una persona vi deve dare la mano, quando entra in contatto con voi, questa persona può avere un atteggiamento di un tipo piuttosto che un altro. Vi può stringere in modo molto forte la mano, che è un modo di dominarvi, di invadenza. Può inclinarsi verso di voi quasi come un inchino, e quindi un atteggiamento di empatia, quasi un po' subdolo, se vogliamo, se eccessivo. Oppure addirittura può avere una mano scivolosa e un atteggiamento del busto del corpo che va all'indietro. Questo, voi lo capite subito, anche se non conoscete la grafologia, perché il segno probabilmente che noi andiamo a trovare è proprio il segno rovesciata, cioè c'è un atteggiamento di diffidenza, di repulsione. Non vorrebbe entrare in contatto con voi. L'educazione ha fatto sì che lui vi doveva dare la mano, però non era quella la sua vera intenzione. Tutto ovviamente deve essere collegato a due segni fondamentali, che come dicevo poc'anzi è il segno angolosa, quindi di rifiuto, di reattività, oppure di partecipazione, che è il segno curva. Questi segni sono particolarmente importanti nella scrittura perché ci fanno capire quanto il sentimento entra nella relazione. E questo sentimento può essere fondamentale per l'individuo. Allora la scrittura sarà sempre più inclinata. Girolamo Moretti, il fondatore, diceva che per natura la scrittura dovrebbe essere sempre inclinata, dovremmo essere sempre portati al sentimento. È soltanto la ragione che raddrizza la scrittura, che fa temere appunto una relazione con il sentimento. Con questo io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci ritroveremo la prossima volta parlando di qualcosa di ancora importante, di significativo per l'individuo. Un saluto a tutti i telespettatori e a tutti i radioascoltatori da Renato Pasqualotti, Radio Conegliano, Veneto Globe. Avete ascoltato Grafologia, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.